Bene, il presidente provinciale, appunto, con tutti i suoi consiglieri, ce ne sono 10 nella nostra provincia, e i suoi delegati, perché noi come consiglio abbiamo voluto allargare la possibilità ad altri associati di poter dare una mano al consiglio, abbiamo altri 4 delegati, sono praticamente l'ultimo anello di congiunzione tra l'associato, le istituzioni, gli enti e la federazione a livello regionale e nazionale. Guarda, il compito che ci siamo dati, che il Collegio FIAP di Verona ha assunto il 19 novembre del 2021 e che sta portando avanti, a mio parere, in maniera egregia, è quello di offrire, non perché sono io presidente, ma perché i consiglieri tutti sono spronati a dare in questo momento, ehm, è quello di offrire ad ogni singolo associato i riferimenti necessari per farlo sentire un professionista stimato, parte di un gruppo di lavoro ben rappresentato a livello locale e nazionale, offrendogli appunto gli strumenti sempre più efficaci per dimostrare al cliente tutte le sue qualità e potenzialità. Ecco, questo è il nostro obiettivo di consiglio e secondo il mio parere, con tutti i corsi che abbiamo erogato e con tutti i convegni e gli eventi che noi abbiamo erogato in questo anno e mezzo, eh, eh, penso che nessuno possa dire che stiamo facendo male. Allora, per fare naturalmente tutto questo, il Consiglio provinciale si riunisce quasi mensilmente e durante quelle riunioni il Presidente, io relaziono ai consiglieri sulle attività politiche da me svolte in rappresentanza della federazione, quindi io vado, mi incontro con il Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori, piuttosto che con il Presidente del Collegio dei Geometri, piuttosto che con il Presidente del Collegio degli Architetti, degli Ingegneri, l'associazione, appunto, come dicevo, l'Associazione Nazionale Costruttori, il Presidente dell'Ordine dei Notai, la Camera di Commercio e i dirigenti della Camera di Commercio, e stringiamo protocolli d'intesa appunto con gli omologhi al fine di creare una sinergia tra tutte queste federazioni e associazioni, tutte indirizzate al benessere di un mercato immobiliare che deve camminare secondo regolarità e correttezza e professionalità. Ecco, quindi ogni mese io relaziono su tutte le attività che faccio e ogni mese quando ci incontriamo noi abbiamo, diciamo, pianifichiamo strategie di marketing anche per attrarre nuovi associati, perché la federazione deve anche crescere sotto la forma dei numeri degli associati. Perché più siamo, naturalmente, detto l'unione fa la forza, è sicuramente una realtà. Più siamo rappresentativi, più le persone pensano e credono e impareranno che andare da un agente immobiliare della nostra federazione può essere una garanzia.